Buonasera cari amici telespettatori. Per la riforma dell'Italia ci sono tante riforme in corso, ne parliamo questa sera con Flavio Tosi, alla mia sinistra, segretario nazionale Lega Nord del Veneto. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera segretario. Abbiamo Isi Coppola, assessore regionale del Veneto di nuova nomina, anche tra l'altro con compiti ancora più importanti, quelli sulle infrastrutture, e abbiamo il segretario regionale del Partito Democratico Roger De Menec. Buonasera, buonasera segretario. Ecco, cominciamo subito con i tafferugli, i due incidenti gravi che la polizia ha caricato oggi, i manifestanti di Landini che urla insieme ovviamente alla sua leader nazionale a questi poteri che non permettono una dimostrazione democratica. Io penso che ci sia una riflessione da fare, perché noi vogliamo, Roger De Menec, la pace in questo paese, dobbiamo pensare ai nostri figli, al lavoro. Un commento insomma. Assolutamente sì, quando le manifestazioni poi degenerano in scontri, in momenti di tensione che vanno oltre i limiti dell'aspetto di civiltà, è un problema per tutti, è un problema per le forze dell'ordine perché devono gestire queste situazioni, è un problema dello stesso sindacato, credo, che ha ovviamente l'opportunità, il diritto e anche ovviamente la giusta dignità nel manifestare, nel proporre idee alternative. Tutto questo deve essere fatto dentro però un recinto di un rispetto reciproco delle parti. Insomma, io vedo ultimamente che questo rispetto delle parti rispetto a chi poi deve fare le scelte di governo è sempre più complicato da ottenere. Allora in questi momenti qua credo che il quadro dirigente tutto, non solo la politica ma tutti quelli che hanno compito di dirigere il paese, compreso i sindacati, debbano fare una riflessione forte, perché in un momento di difficoltà e di crisi come questo le tensioni possono scoppiare, come abbiamo visto. Sono volate parole grosse. E quindi anche con le parole si può fomentare la folla. Allora, da una parte, ripeto, è giusto che i lavoratori protestino, che si manifesti per difendere i diritti e posto di lavoro, dall'altro dobbiamo tutti farlo in maniera civile e nel rispetto delle parti, perché altrimenti credo che la situazione potrebbe comunque scapparci di mano, cosa che non va bene per il Paese e non va bene nemmeno per le legittime rimostranze di chi il governo va nelle chiederà piazze. conto al capo della polizia di quello è chiaro che dovremmo valutare fino in fondo cosa è successo, di chi sono le colpe, le responsabilità. Non mi sono piaciute. E quindi, però, ripeto, la politica ha il compito comunque di mantenere i toni dentro i limiti della dialettica politica e del confronto delle idee. Quando si passa a altre fasi non sono mai positive. Ecco, Flavio Tosi, sono volate parole grosse, poi ovviamente anche il rappresentante di Renzi replicherà, tipo all'interno del PD c'è un travaglio in corso perché pare che le accuse della CGIL siano pesanti nei confronti del governo, che secondo lei sarebbe in mano a degli industrialoni, a delle forze che non pensano tanto al bene dei lavoratori. Con la Lega Nord da che punto di vista si colloca in questa situazione? Ma allora in realtà non è così, nel senso che sembra un po' il gioco delle parti, perché poi voglio vedere alle prossime elezioni la CGIL per chi farà campagna elettorale, e la farà comunque per il PD, non c'è pericolo. Dico un gioco delle parti perché Renzi agita lo spettro di questo articolo 18, del quale in realtà non gliene frega niente a nessuno, perché in Veneto l'articolo 18 si applica a poco più del 2% delle aziende, al 97% non si applica perché non sono sotto al limite di applicazione. Ma a livello nazionale siamo così, a livello nazionale i numeri sono quelli. E anche dove non si applica, cioè nella quasi totalità delle imprese, non è che ci siano gli imprenditori folli che licenziano a man bassa i dipendenti, anzi tutt'altro. E quindi in realtà quello è un non problema. La vera riforma del lavoro è casomai altra, per esempio magari ragionare sul pubblico impiego anziché sul privato, perché sappiamo che il privato non ha garanzie o ne ha poche, il pubblico ne ha moltissime, e quindi bisognerebbe magari cominciare a ragionare su questo, perché se ci sono, non in Veneto, realtà regionali o realtà locali che hanno dei numeri smisurati di pubblico impiego,
forse bisogna pensare che un comune può anche fallire, che una regione può anche fallire, o che comunque deve dismettere il personale in eccesso, perché per quando succede al privato, il privato chiude, mi permetto, si riorganizza. Vanno fatti sui costi standard, però appunto, non indiscriminati come stanno facendo in questo momento, poi eventualmente, perché se tu applichi i costi standard sul personale pubblico, tu trovi l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e qualche altra regione che hanno i costi standard sul personale pubblico, altre invece sono fuori. E quindi dicevo, è un gioco delle parti, perché in realtà Renzi agita sta roba che non è un problema vero, e questo serve alla CGIL per dire facciamo la battaglia della vita su una cosa che in realtà è rilevante. Ecco, la domanda che faccio all'assessore Coppola, che lei è molto schietta: il governo è sostenuto da 6 senatori della minoranza, quella che era con Landini. Basterebbe che questa minoranza uscisse dal governo, il governo andremo alle elezioni anche nazionali, segretario, non solo quelle regionali. Quindi se non c'è, se tanto mica tanto, che lo dice, ha ragione Flavio Tosi, se domani o postdomani voteranno con il governo, vuol dire che era un gioco delle parti. Se invece la sinistra del PD esce e quindi il governo cade, Gandhi farà anche le elezioni nazionali oltre che quelle regionali. Voglio sentire il suo parere. Ma non lo faranno, non credo che lo faranno mai. Ha ragione, ha perfettamente ragione Flavio, adesso al di là insomma delle nostre tante simpatie riconosciute, ma è evidente, insomma, al di là dell'articolo 18, che insomma non interessa veramente a nessuno, noi stiamo assistendo a un teatrino francamente abbastanza triste, perché in una situazione come quella oggi di un paese che ha sicuramente altre priorità e necessità molto più serie rispetto a quella che dovrebbe essere l'azione di governo, se magari finissimo di farci dei selfie e dei tweet e facessimo qualche riforma migliore, forse qualche risposta la potremmo anche dare. Replica del segretario regionale del PD. Io replico con i fatti, perché qui abbiamo degli esponenti che hanno parlato di costi standard per parecchi anni, ma chi li ha pubblicati e resi pubblici è il sottosegretario Del Rio, è il governo Renzi. Questo è l'esempio fra il fare e il dire. Noi semplicemente vogliamo fare le riforme in questo paese e i costi standard li abbiamo pubblicati e sono pubblici e li abbiamo messi noi nella rete 3 mesi dopo il governo Renzi, perché per noi questo è il sintomo di un centrodestra che ha inseguito il sogno del federalismo per tanti anni ma non l'ha mai applicato per davvero, non ha mai avuto il coraggio di confrontarsi. Noi su questo ci stiamo spendendo, li abbiamo resi pubblici per questo. E poi dico un'altra cosa, se c'è una parte politica che non ha paura delle elezioni, anche guardando i risultati delle europee, credo che questo sia il governo di Renzi e il Partito Democratico di Renzi, e credo che su questo posso tranquillamente tranquillizzare. A me sembra, dallo platea dei parlamentari romani, che chi ha paura di andare al voto è chi oggi rischia di trovarsi con una pattuglia parlamentare più che dimezzata, per esempio Forza Italia sicuramente. Questi sono i dati di fatto, quindi quando Renzi non agita lo spettro delle elezioni lo fa contro un interesse di partito, perché è chiaro che in questo momento storico in cui io non vedo grandissime alternative a un governo come quello guidato dal Premier Renzi, allo stesso converrebbe cambiare la compagine e avere un Parlamento meglio allineato rispetto alle proprie idee, però questo non è utile al Paese, lo ha detto oggi fra l'altro, non è utile al Paese e quindi sarebbe da incoscienti portare il Paese al voto. È meglio avere un PD che litiga tutti i giorni al governo? È meglio avere un PD che fa le riforme, un PD che all'interno discute come lo è stato, e sabato e domenica è stata una discussione vera a Firenze e a Roma. E credo che questo sia anche il segno di un grande partito popolare come è il Partito Democratico, che ha l'ambizione di rappresentare mondi diversi, ma che ha l'ambizione soprattutto alla fine di fare sintesi, di fare le cose per il Paese. Staremo a vedere. Sta di fatto che noi abbiamo messo in fila una serie di riforme in questi mesi che mai si erano viste nel Paese. Io adesso, voi giudicherete se sono buone, se sono cattive, eccetera eccetera. Io dico che abbiamo messo un pacchetto di riforme, da quella del Senato alla legge elettorale, modificando storture fatte da un governo di centrodestra, e la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del sistema fiscale,
Insomma, abbiamo messo in campo una serie di replica Flavio Tosi. Ma dove sono? Allora, replica Flavio Tosi. Adesso lo diciamo, la delega del sistema fiscale è già stata approvata, il primo DPCM è già stato approvato in approvazione, si parla del rinnovo del sistema del catasto e degli immobili in Italia, quindi il primo DPCM è stato fatto e stiamo ancora lavorando. Bene, è stato tutto annunciato, noi siamo felicissimi. Il primo passaggio della riforma del Senato c'è stato, il primo passaggio della riforma della legge elettorale c'è stato, la riforma del sistema delle aree vaste delle province l'abbiamo fatta replica Tosi, vi lasciamo il merito di aver riformato le province. Io credo che assolutamente quello che spaventa di più la politica tradizionale è la capacità di scommettere sul cambiamento e il coraggio di farlo, e io capisco che qualcuno possa essere anche imbarazzato rispetto a questa mole di lavoro. Noi lo stiamo facendo, credo, anche con la testa alta e credendo di essere dalla parte dei cittadini. Replica Flavio Tosi, grazie. Avete dato la priorità, facendo fra l'altro una battaglia furiosa al Senato, alla riforma delle province e alla riforma del Senato, che sono le più inutili, le più inefficaci e le più pasticciate che ci possono essere. Serve la sburocratizzazione, serve fare la battaglia per la spesa pubblica, per il debito pubblico, ci si è incaponiti su una riforma del Senato e delle province, le province la gente era convinta venissero abolite. È stato fatto una via di mezzo che non vengono più votate dai cittadini, ma vengono votate dai consiglieri comunali, quindi perdono rappresentanza. Sono state massacrate da un punto di vista fiscale, quella sì è una bella riforma fiscale, nel senso che le province non hanno più una lira, stanno vendendo quel poco che hanno e fra un po' dovranno cessare dal punto di vista dell'operatività perché non hanno una lira e hanno tutto il personale di prima. Perché la Corte dei Conti ha certificato che il risparmio, su internet si cerca il report della Corte dei Conti sulla riforma delle province, ha certificato del personale che di fronte sarà trattata con la riforma della pubblica amministrazione. Sì, la vedremo. No, penso. Sui temi della mobilità, la riforma della delle province avrebbe portato a un risparmio di 2 miliardi di euro. La riforma delle province, Corte dei Conti stima che al massimo porterà un risparmio di 100 milioni fra tutte, di 100 milioni all'anno, su un paese che ha 840 miliardi di spesa pubblica, quindi vuol dire divide la spesa pubblica per 8.000, è la 8.000esima parte della spesa pubblica, perché metà di quella spesa è personale, l'altra metà sono spese fisse di funzionamento. Isi Coppola. Insomma, credo, ma guarda, su questo io non credo che lui possa dire che la riforma delle province è stata una bella cosa, perché non piace neanche a loro. La riforma delle province obiettivamente mette la politica. Non voglio dire... Ha cominciato a dire la verità anche Forza Italia, la riforma delle province. Ma io sono assolutamente per l'abolizione. L'aveva abbozzata Forza Italia, poi l'ha appoggiata il governo Monti, noi l'abbiamo sistemata. Io non è che sia a favore del mantenimento delle province, dico solo che sono esattamente dove sono. Il primo genio che ci ha messo le mani è stato Mario Monti, che fa una legge ordinaria per abolire le province. Non è così. E tutti sapevano, sì che fu lui, e tutti sapevano che sarebbe una legge costituzionale. Lo sa benissimo Tosi che non parte da lì. Le province sono in Costituzione, tu non puoi abolirle con legge ordinaria. C'è una confusione. Le abolisce con legge ordinaria, ricorrono in Corte Costituzionale e la Costituzionale sono passaggi di verità e poi chiudiamo. È la verità questa. La riforma delle province parte dalla nota che l'Unione Europea fa al governo Berlusconi, e Berlusconi per risposta nei 5 punti delle priorità scrive abolizione delle province. Però il provvedimento lo fa Mario Monti. Mi sembra che la Lega non era. Poi la Lega era contraria. Poi Berlusconi cade e Monti eredita la lettera dell'Unione Europea. E fa un provvedimento che è un pasticcio totale. Ma non perdiamo tempo su un provvedimento che risparmia 100 milioni di euro. È evidente che basta scriverla, non basta scriverla una norma. Non è che Berlusconi, siccome ha scritto abolizione delle province, automaticamente ha scritto il provvedimento. Io sono perfettamente d'accordo sull'abolizione delle province, ma c'è modo e modo per farlo, così non serve. Ad esempio, parliamo della legge di stabilità. Dopo la pubblicità e parliamo dei rilievi dell'Unione Europea, visto che fra poco ritorneremo su, ma anche parliamo della prima volta che un governo alza il tono dopo la Lega, perché mi ricordo che ha fatto anche Salvini, ha fatto battaglie forti e anche voi avete fatto battaglie forti contro questa Europa, però anche Renzi comincia a dire che noi non siamo scolaretti e che non aspettiamo le lezioni, signora Merkel, da nessuno. Pubblicità.
Roger Domenech, legge di stabilità, il fatto che non siamo scolaretti di nessuno, ma che questa politica della Merkel ha portato a questi disastri economici, alla recessione europea. A lei la parola. Beh, credo che il governo Renzi, che ha anche la responsabilità della guida dell'Europa in questa fase politica da qui fino a dicembre, ha impostato in maniera molto chiara le politiche in Europa, no? Meno rigore, meno burocrazia e più rilancio dell'economia, rilancio del lavoro, investimenti. Questo abbiamo chiesto alla nuova Commissione europea. Dentro questo contesto ci sta anche la legge di stabilità, c'è il rinvio del pareggio di bilancio, insomma ci sono azioni concrete che abbiamo messo in campo fin da subito. La nota che è arrivata ieri rispetto al giudizio dell'Unione Europea è una nota molto positiva per noi, è una nota che ci consente di andare avanti nel percorso, perché un conto è gridare contro l'Europa, un conto è diventare credibili in Europa. Noi abbiamo scelto ovviamente la seconda strada, quella di diventare una nazione credibile, riportare l'Italia ad essere credibile e autorevole, applicare in Italia il processo di cambiamento e quindi le riforme che tutti ci chiedono, non soltanto in Europa ma ovviamente i cittadini, e su queste basi combattere il rigore dell'Europa da una posizione autorevole, però non da una posizione debole come l'aveva l'Italia nei governi precedenti. Ecco, credo che questa operazione l'abbia fatta in maniera molto intelligente il nostro governo e Renzi in particolare, e credo che i frutti siano anche nelle alleanze internazionali e anche dentro l'Europa che l'Italia sta portando avanti in questa fase storica. Grazie. Io le do atto che lei è stato coerente perché è stato eletto europarlamentare, ho visto il suo ufficio, c'è ancora scritto Flavio Tosi quando l'altra volta, però si è dimesso perché preferisce combattere per il territorio, anche perché da là si vede il territorio troppo lontano, lontano. Si prende il triplo di stipendio, perché si prende il triplo di stipendio che a fare il sindaco, però non si rischia di non essere concreti. Però a parte, quindi ringrazio per aver ricordato questo episodio. Allora, sarebbe praticabile una politica del non rigore in una situazione diversa, mi spiego. L'Italia ha un debito pubblico fuori controllo, una spesa pubblica fuori controllo, il governo Renzi ha aumentato spesa e debito, il debito l'ha aumentato anche con l'ultima legge di stabilità, perché una parte della legge di stabilità si basa su ulteriore debito pubblico che è stato nel corso del 2014 aumentato per altri 40 miliardi per finanziare il rimborso dei debiti alle imprese da parte dello Stato e per finanziare i famosi 80 euro, perché in quel provvedimento c'è scritto che si utilizza il governo a fare altri 40 miliardi di debito pubblico, e quindi con un paese messo così, con il PIL che cala e le spese che continuano ad aumentare e quindi la pressione fiscale che aumenta, perché abbiamo avuto nel 2014 un aumento spaventoso. Non c'è soluzione. Deve ridurre spese, deve ridurre. Se andiamo avanti così non c'è soluzione, si va in bancarotta. A meno che non riduci spese e debito pubblico. Allora è ovvio che la Germania e la Merkel non si fidano dell'Italia. Come fanno a fidarsi? Ma anche loro sono in recessione adesso, Sì, però loro hanno un debito pubblico che rispetto al PIL è immensamente inferiore al nostro. Loro sono stabili e sono il punto di riferimento dello spread. Lo spread si calcola su di loro perché loro sono lo zero, diciamo, dello spread, e noi abbiamo uno spread che pian piano salirà, perché siccome siamo inaffidabili rispetto al pagamento del debito, e quindi noi siamo un paese che tecnicamente va verso il fallimento finché non si andranno a ridurre spesa pubblica e debito pubblico. Renzi sta facendo l'esatto contrario e va a dire all'Europa: fateci spendere di più, se spendiamo ancora di più falliamo. Isi Coppola. Dimmi, caro. No, sei d'accordo con quello che ha detto lui? Sei d'accordo? Sì. Anche Forza Italia è euroscettica, però euroscettica qua, però dopo coi popolari lassù. Sì, Forza Italia è assolutamente con il PPE a livello che però esprime anche il Presidente sarebbe della Commissione. Euroscettica, perché Berlusconi sarebbe un po' euroscettico. Non è questione di essere euroscettici, è questione che su determinate partite è chiaro che con l'Europa bisogna saper confrontarsi e condivido quanto diceva Roger, sicuramente tenere testa a determinati provvedimenti, solo che non basta dirlo, bisogna anche saperlo fare. L'Unione Europea spesso con la Commissione cala sul territorio norme e comunque paletti straordinariamente pesanti, che peraltro poi noi italiani traduciamo sempre, perché siamo più realisti del re, attraverso il governo, non questo, attraverso tutti. C'è un'azione che se Renzi porta avanti io farò, perché lo faranno anche gli altri, che è quella di diminuire le paghe
gli sprechi dell'Unione Europea, gli stipendi di questi funzionari, di questi commissari, le laute, diciamo, prebende che prendono, perché è una roba vergognosa, non rispondono a nessuno, no? Hanno inventato anche... dovrebbero cominciare a chiudere una delle due sedi, almeno Strasburgo. Dovrebbero chiudere una delle due sedi. Noi saremmo su, perché c'è il Santo Padre che va su il 25 di novembre, è ufficiale ormai la data, va là su proprio il 25, noi saremmo là perché certamente ci sono tante azioni da fare, da portare all'opinione pubblica, perché noi siamo sempre bastonati dall'Europa. A Domenech, Renzi è favorevole alle sanzioni nei confronti dell'Unione Sovietica? Noi siamo dalla parte di chi sta gestendo con il patto atlantico. Bella domanda. E quindi, è la domanda che avrei fatto io dopo. Mi hai anticipato. E quindi, beh no, la posizione dell'Italia è Salvini è con la Russia. Noi siamo con il blocco. Salvini è con la Russia. Salvini... Noi siamo contro le sanzioni, non è che siamo alleati con la Russia. Siamo contro le sanzioni perché dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Sì, ma anche non solo, dopo ne parliamo. Siamo per risolvere il problema della crisi in Ucraina e di mettere anche un minimo di ordine in quella parte del mondo. La Russia se ne frega qualcosa delle sanzioni europee? Io credo che nella dialettica della diplomazia, come si dice, come da noi in Veneto, come cavalcare un pelo a un muso. Io credo che nella dialettica e nella diplomazia anche le sanzioni facciano parte di una strategia per cercare di portare buon senso agli stati, perché io non lo so se voi siete d'accordo che paesi come l'Ucraina vengano spostati rispetto alla democrazia interna da una parte all'altra del continente. Io credo che su questo dobbiamo stare molto attenti, perché non si può nello stesso ragionamento dire dovevamo che fare non le sanzioni nei confronti della perché... Francia quando ha bombardato la Libia, che ci ha creato tutti questi casini che ci ha creato. Allora non si invece abbiamo dato ragione alla Francia, bella idea. Non si può chiedere nella stessa frase di essere Berlusconi presenti. Doveva intervenire con più convinzione, perché aveva firmato un accordo con Gheddafi. Come al solito noi italiani cominciamo da una parte e poi andiamo da quell'altra. Non c'era più Berlusconi però quando... No, c'era ancora. Sai, io dico sempre la verità. Sempre la verità. Non ha avuto la forza per impegnarsi, e perché è stata la Francia che ci ha portato via il petrolio della Libia, francesi, però non ha avuto la forza di opporsi. Il caos dell'immigrazione clandestina. Esatto. Perché facendo non ha avuto la forza. Però questa è la situazione. Noi siamo da una parte molto attenti a queste dinamiche internazionali e siamo dentro quell'alleanza e non la disconosciamo. Voi siete filoamericani in tutto e per tutto. E dall'altra siamo anche attenti con alcuni filoamericani loro, in tutto e per tutto. No, io ho sentito Zaia oggi che ha detto, ha fatto bene, Presidente, una volta che ha fatto bene lo dico, che gli americani avrebbero dovuto portarsi quelli della Liberia in America e non certo a Vicenza, perché noi non abbiamo nulla a che vedere con la Liberia, non è neanche patto NATO, non si sa perché i militari sono in Liberia e quindi quelli dovrebbero andare a casa loro, insomma, e che di fatto in America non li vogliono perché hanno il terrore di Ebola e quindi noi adesso dobbiamo... noi abbiamo il terrore. Ecco, fammi una riflessione su questo, che Zaia, che della tua giunta, ha detto agli americani che si portino a casa, siamo perfettamente attrezzati come Regione Veneto da un punto di vista della... Ma cosa c'entriamo con la Liberia? Nulla, assolutamente nulla. L'Australia nei confronti dei paesi africani a rischio Ebola ha chiuso le frontiere, ha detto non si arriva più, punto. La quarantena. Ecco, dico, se vuoi fare una riflessione su questo... No, io volevo chiudere il ragionamento che non si può, noi da una parte dobbiamo stare dentro un'alleanza internazionale e dall'altra dobbiamo venire incontro ai nostri produttori, perché poi l'effetto finale è questo. Quindi noi in questo senso il governo è impegnato in questi due fronti, però è chiaro che non possiamo nemmeno pensare di disconoscere un'alleanza storica e che ci ha portato che le sanzioni oggi, le mettessero gli altri, ci ha portato oggi comunque a un equilibrio nel governo dell'Europa da una parte ma dell'alleanza stessa. Perché dico questo? Perché altrimenti qui continuiamo nel gioco delle parti a individuare il nemico di volta in volta senza mai procedere nell'intervento. Allora in Medio Oriente e nel nord dell'Africa ci stanno accusando di essere poco, di intervenire poco per riportare la democrazia, no? Giusto? Di lasciare troppo spazio alle guerre per bandi e a tutto quello che sta succedendo con l'effetto dell'immigrazione, no? Con l'effetto dell'immigrazione, in Libia, se andassimo a metterci le mani a mettere un po' d'ordine, visto che c'è l'invasione che arriva da Libia, non sarebbe mica sbagliato. Noi pensiamo invece che nelle politiche internazionali
una coerenza facendo, dell'Europa sia un fattore importante. State facendo il contrario dell'interesse nazionale in Libia e in Ucraina. Esattamente il contrario. Sì, dalla Libia importiamo immigrazione. Non credo proprio. Io credo che poi il risultato finale nei prossimi mesi rispetto alla risoluzione del problema in Ucraina darà ragione all'operazione del governo. Dico anche un'altra cosa, che sul tema delle grandi migrazioni o c'è una regia internazionale oppure un paese come l'Italia da solo, e quindi per quello giustifico il tipo di approccio che ha avuto il governo Renzi, o c'è un approccio internazionale di scala quantomeno europea, oppure da soli noi cosa pensiamo di fare sulle dinamiche internazionali, sulle grandi migrazioni. Sentiamo la replica. Quel film è ricordo dal film di quello che dice vai avanti tu che mi viene da ridere. Sì. Ecco, l'immigrazione, la politica europea sull'immigrazione è quella. Mi hanno detto all'Italia vai avanti tu che mi viene da ridere. Sembra che Alfano abbia ottenuto qualcosa. Sì, infatti con la Gran Bretagna che ha detto noi non mettiamo un becco di un quattrino perché sostenere delle politiche che vadano a prendere i clandestini. Gli inglesi sappiamo come sono fatti. Quelli non pagano mai. Quelli non pagano mai. Si difendono. Gli inglesi si difendono i soldi per loro. Però per la prima siamo volta noi che non ci difendiamo. Per la prima volta l'Europa contribuisce a un'operazione internazionale sui nostri mari. Per la prima volta. Questa è anche la verità. L'operazione Frontex c'è sempre stata perfettamente inutile, perfettamente inefficace. Per la prima volta c'è un'Europa che risponde più di una volta. Con tutta l'Europa. Su questo dovremmo unire le forze, come sapete, destra e sinistra, su questo dovremmo unire le forze. È un paese di passaggio. Su questo, come gli altri paesi, dovremmo unire le forze per dire agli amici dell'Europa che facciamo sul serio. Ma non è che quando destra e sinistra dovremmo unire le forze. Quando non sappiamo gestire a livello di governo le politiche come quelle dell'immigrazione, allora ci vuole l'Europa, e quando facciamo gli errori come l'embargo, no, siamo i più fighi del mondo. No, ma è la stessa politica, c'è sempre una visione europea, in uno e nell'altro. No, è una visione suicida. Può non piacere, ma è sempre una visione europea dei danni che sta facendo l'embargo. Dopodiché, anche qui il gioco delle parti è straordinario, perché il governo Maroni dava 42 euro ad immigrato e le cifre erano assolutamente assimilabili. Io facevo il sindaco in quegli anni e prendevo per i miei 4 immigrati 40 euro. Bene, ne parliamo dopo la pubblicità. Alle accuse di Domenech dei 40 euro di Maroni, replica Tosi dopo la pubblicità. È proprio vero, segretario, che Maroni aveva previsto 40 euro agli immigrati? Governo Berlusconi. Allora, io sono uno anche che è stato spesso critico nei confronti di Silvio Berlusconi e delle tante promesse fatte da noi con lui e non mantenute. Se c'è una cosa che è stata fatta, una è stata la riforma del welfare, che la fece Maroni da ministro, il famoso scalone che funzionava e poi è stato pasticciato, devastato dalla Fornero che ha fatto su un casino, con gli esodati e quant'altro. E l'altra è stata la gestione dell'immigrazione. Col consenso di Berlusconi, Maroni andò in Libia, contrattò con Gheddafi, perché non si poteva fare altro, nel senso che era uno ha trattenuto molto Gheddafi. Con Gheddafi si dice, ascolta, tu cosa vuoi per fermare l'immigrazione clandestina? Si negoziò il fatto di fare alcune opere pubbliche in Libia in cambio di risorse, e lui fermava, come ha fatto, ha fermato totalmente l'immigrazione clandestina, consentendo a noi di pattugliare le sue coste e intervenendo lui sulle sue coste. Sì. Dopodiché, durante il governo Maroni ci sono state delle situazioni in Africa che hanno portato profughi veri, in quel caso, non l'ondata di 150.000 immigrati clandestini dall'inizio dell'anno, profughi veri a venire in Italia. Su quelli è stato fatto lo screening prefettura per prefettura, e quelli che avevano diritto allo status di profughi gli veniva riconosciuta una diaria a chi li ospitava, 42 ma in numero assolutamente esiguo. Io vorrei capire da quanti euro prendevano. Sì, io sto dicendo che erano qualche migliaio in tutta Italia. Voi ne avete imbarcati 150.000 dall'inizio dell'anno. Le cifre sono assolutamente assimilabili, ma il fatto che non rispondano chi ci guadagna è la Caritas, e la Caritas che prende più soldi, e la Caritas che prende più soldi. Sì, ma se tu ne hai 3.000 sul territorio nazionale, un discorso, voi siete arrivati di 200.000. No, le cifre del Ministero degli Interni, dopodiché mi conferma che confermate il Ministero degli Interni l'hanno detto loro, il governo Maroni, il Ministero degli Interni che da un anno all'altro l'immigrazione clandestina è aumentata del 100%. Perché
d'accordo, non si fermano le cifre dobbiamo e l'illegalità perché tra Ebola che arriva, il lavoro che non c'è, Ebola che arriva, guardate in America, se Obama, io l'ho detto pubblicamente, lui non poteva più accettare questi soldati, bisogna che li mandi all'Italia, perché se lui porta i soldati in America, l'opinione pubblica si infiamma, non può più fare la guerra, né all'ISIS né in Ucraina, gli crolla tutto, perché là i giornalisti sono veramente giornalisti, l'opinione pubblica è ferocissima, gli americani non vogliono quelli dell'Ebola, quindi se ha l'Ebola in casa e ce li manda qua, no? E questo è un problema, ma cosa c'entriamo noi con la Liberia? Lì dovrebbe intervenire il governo Renzi, che è autorevole col governo degli Stati Uniti d'America, visto che poi comunque... ovviamente non è che li ricoverino a Napoli, li ricoverano in Veneto. Lì ha ragione, cioè voglio dire, la base. Avrò fra poco la Moretti. Non è l'unica base italiana. Allora, cambiamo il scenario. Sì. Torniamo un attimo alla legge di stabilità e poi lanciamo i candidati, quelli che si contenderanno, queste regionali. Sarà Zaia? Da noi sarà Zaia. Da loro ho sentito che l'Alessandra Moretti non si candida più. Non è assolutamente vero, anzi c'è stato un momento di scherzo a un giorno da pecora, diciamo, questa è la verità, ma va benissimo anche perché abbiamo occupato tutte le prime pagine dei giornali nel Veneto e non solo. Ma noi siamo un partito che è molto tranquillo da quel punto di vista. Sono le donne scatenate. Nel senso, sì, abbiamo un gruppo di donne, ma anche qualche uomo che ha tutte le caratteristiche per candidarsi. Fra questi, lo dico senza nessun timore, Alessandra Moretti ha già dimostrato con le elezioni europee la capacità di intercettare il consenso, perché 236.000 preferenze non si vedono tantissime volte in un'elezione europea, di queste più di 150 sono in Veneto. E quindi mi pare che insomma trovare una personalità che prende 150.000 preferenze in Veneto, io sfido qualunque forza politica. Quindi diciamo che potrebbe essere la Moretti. È assolutamente un candidato credibile. E quindi Zaia e Moretti avremo come candidati. E credo che debba preoccuparsi di più chi governa oggi che non. Anche lei ha deciso di sostenere Luca Zaia. Non avete mai litigato? Io ho sempre sostenuto Luca Zaia perché comunque è il governatore uscente e normalmente quando hai il sindaco uscente o governatore uscente che governa bene lo riproponi, è nella logica delle cose. Bene, bene. Quindi vuol dire che lei sposterà la sua attenzione oltre che al Veneto anche a livello nazionale? Manca a livello nazionale una leadership, perché io vedo che nel centrodestra manchi una leadership nazionale, ma non perché Flavio Tosi, ma manca in generale. Tant'è che Renzi davanti al vuoto e quindi va avanti più facilmente avendo il vuoto nel centrodestra davanti. Ma Berlusconi è sotto ricatto secondo lei? Perché? In questo momento Berlusconi lo vedo forse un po' in difficoltà politica? Sta facendo alcune battaglie sulle quali, o perlomeno alcuni messaggi che sta mandando, sui quali io non è che sia pienamente d'accordo. Per questo che le faccio questa domanda. Sulle famiglie, sulle coppie. C'è un dibattito anche all'interno del centrodestra? C'è un dibattito all'interno anche del partito dei moderati? Sì, anche perché io ritengo che il consenso del centrodestra debba essere continuamente coltivato sui valori del centrodestra, non ha alcun senso che andiamo a rincorrere quelli del centrosinistra, su cui perdiamo elettorato e non guadagniamo di certo il loro. Quindi, ma esiste il renzusconismo? C'è diciamo, questo patto di ferro del Nazareno? Cioè che Renzi sarebbe il figlio naturale? No, che ci sia una collaborazione di cui noi non sappiamo. Io credo che loro si conoscessero, insomma, sappiamo da prima ancora che diventasse andato a Arcore Renzi. Da un punto di vista politico l'accordo per riuscire a portare fuori una riforma del Senato e la legge elettorale. C'è sempre stata ad Arcore, c'era già andato Renzi prima ancora di... C'era andato da sindaco per problemi del Comune di Firenze. Quindi esisteva una collaborazione. Ma non c'è assolutamente nessun patto politico se non il patto sulle cose da fare per l'Italia. E allora dove ci troviamo in convergenza? In convergenza le facciamo, insomma. Ma il partito della nazione nascerà il partito della nazione? Io credo che al di là del partito della nazione ci sia nascerà il partito dei Veneti? Ci sia un partito democratico che è già il più grande partito della nazione, che è già il più grande partito popolare europeo da quel punto di vista. Di dirlo che siete diventati finalmente. Beh, insomma, siamo quel partito che ha avuto la crescita e credo il consenso maggiore per una caratteristica che credo oggi gli italiani riconoscono solo al Partito Democratico, che è il coraggio
che spesso il centrodestra in quest'Italia ha chiacchierato molto ma poco coraggio di fare le cose. Nel bene e nel male, io non ho detto che le indoviniamo tutte, però questo governo ci sta provando e gli italiani ci chiedono di provarci. Allora se continuiamo a chiacchierarci sopra senza mai provare ad attuare fino in fondo le riforme come stiamo facendo, credo che non facciamo un servizio. Gli industriali veneti prima erano con Berlusconi e adesso sono con Renzi, perché qualche anno a questa da qualche anno a questa parte l'elettorato di centrodestra, siccome la leadership di Berlusconi è chiaramente offuscata, l'elettorato di centrodestra, una larghissima fetta dell'elettorato di centrodestra non va a votare. Però non è che Renzi abbia preso il 40% sull'80% di quelli che erano gli elettori tradizionali. Una volta alle politiche andava a votare l'80% della gente. Se Renzi avesse preso il 40% su quell'80% vuol dire che sarebbe andato a rastrellare i voti nel centrodestra. In realtà ha preso il 40% su poco più del 50%, perché una larghissima fetta di elettorato di centrodestra non è andata a votare. Questa va dato merito a Renzi di aver portato tutti i suoi al voto. Noi non abbiamo portato i nostri. Segretario, lei sa che grazie alla fortuna che ho intervisto Salvini in Europa e anche la Le Pen, e lui mi ha detto, insieme alla Le Pen, che la Le Pen soprattutto, che vorrebbe uscire dalla Nato, e quindi se vince le presidenziali francesi, perché è un partito in ascesa, quello del Fronte Nazionale, sta andando moltissimo e sta andando forte a gonfie vele, lui la prima cosa che farà, litigherà con la Merkel e poi uscirà dalla Nato. Ora vedo che il Salvini apre alla Russia di Putin, ci sta creando uno scenario anche piacevole, un dibattito, non so, la questione lei però io so che lei è già diverso, è più su posizioni atlantiste, o sbaglio? Io sono un pragmatico. Allora, io sono un pragmatico. L'alleanza della Nato nasce in un momento storico che è quello precedente alla Seconda Guerra Mondiale e successivo alla Seconda Guerra Mondiale, che vedeva i due blocchi contrapposti, l'Occidente da una parte e i comunisti dell'Unione Sovietica dall'altra. È cambiato tutto. No, quel mondo lì non esiste più. Adesso a questo punto l'unica cosa che uno deve guardare è i meccanismi di solidarietà internazionale, nei termini che se c'è l'ISIS che fa guerra all'Occidente, tutti si devono impegnare contro l'ISIS, perché quello è il nemico. Quella è la vera guerra. Dopodiché la Russia oggi non è il nemico, la Russia oggi è un partner commerciale, turistico straordinario per l'Italia. Io sono sindaco di Verona, io ho il 14% dei turisti, avevo il 14% dei turisti russi sul totale, ed è gente che spende. Io avevo il mercato agroalimentare dove il mercato russo era diventato un grande partner. Oggi cos'ho? I turisti russi in crollo. Ho il mercato agroalimentare che su un anno esporterà 20 milioni in meno di euro di ortofrutta solo da Verona verso la Russia, e quindi l'embargo verso la Russia è un suicidio economico per il Veneto. Magari, segretario, potremmo anche convincere gli americani a non fare questa guerra in Ucraina, no? Possiamo anche dire potremmo che convincere, ma forse è una guerra sbagliata. Io dico di più, potremmo anche convincere i russi a non fare la stessa cosa in Ucraina, cioè potremmo convincere a una convivenza democratica in Europa. Questo è il tentativo dell'Italia e del governo Renzi. Non è che stiamo facendo né più né meno che questo, un tentativo di riportare la pace e la democrazia nei popoli, cioè che nessuno possa in maniera violenta o più o meno forzata occupare spazi degli altri popoli, perché guardate che questo è un principio molto pericoloso, perché oggi tocca l'Ucraina e domani non sappiamo chi tocca, quindi su questa cosa qui perché domani Putin invade Venezia, non è quello il problema, non è quello il problema, però ristabilire un ordine rispetto a come si svolgono le azioni all'interno dell'Europa, di Renzi? Ma non l'Italia da sola, l'ho già detto, però l'Italia deve stare dentro un contesto internazionale, deve stare dentro un'alleanza. Oggi l'alleanza forte che abbiamo scelto è quella europea con gli americani, e dentro questa alleanza stiamo costruendo il tentativo di pace, però, non il tentativo di guerra. Questa è la differenza. Allora, il tentativo di pace e dentro questo ci sta l'azione del governo Renzi. L'Europa ha un rapporto di import-export, aveva un rapporto di import-export con la Russia di circa 500 miliardi di euro all'anno. Gli Stati Uniti hanno la 30ª parte. Quindi agli Stati Uniti dell'import-export con la Russia non ne può fregare di meno, perché non hanno rapporti. Gli unici che vengono massacrati dall'embargo sono gli europei su una questione che riguardano
la Russia e gli Stati Uniti, e noi ci siamo infilati in mezzo danneggiando l'economia europea. E alla Russia dell'embargo europeo ne può fregare di meno, perché Quindi, ha una potenza tale e tanti di quei rapporti commerciali che sostituirà l'Europa con altri. Con la Cina. Comunque Quindi la prima riunione che hanno fatto i ministri degli esteri per l'embargo, noi neanche ci hanno invitato, quindi figurati. Comunque noi diciamo e abbiamo il coraggio di dire sempre la verità anche su questo argomento. Francia e Germania. Dai soldati che sono a Vicenza, che sono in quarantena, che sarebbe meglio il signor Obama che se li portasse a casa sua, al fatto che non abbiamo interessi di governare in questo momento, di fare azioni contro la Russia. Poi c'è anche un altro bel problema: dopo la pubblicità magari anche Renzi riesce a convincere gli americani a chiudere la guerra lì e andare a concentrarsi invece sull'ISIS, che il problema è molto più grave, perché le radici cristiane dell'Europa noi le abbiamo dimenticate. Pubblicità. Quali sono le azioni positive che ha fatto il governo Renzi per la nostra economia? Beh, insomma, io parto dalle dichiarazioni che faceva prima il sindaco di Verona. Quando noi diciamo che siamo venuti incontro con una operazione straordinaria per i pagamenti di debiti della pubblica amministrazione e per gli 80 euro, io sono perfettamente d'accordo, e per fortuna che l'abbiamo fatto, perché abbiamo rimesso nelle tasche dei cittadini un po' di soldini, una platea selezionata, è vero, e ci sono ancora delle platee da venire incontro, i pensionati per primo, i pensionati al minimo, e siamo consapevoli che non basta questo, però abbiamo fatto un primo passo. Quelli sotto 1.500 euro si trovano con più di 1.000 euro in più all'anno nel portafoglio, e credo che questo sia un bel gesto. E abbiamo ristabilito un diritto, che se una pubblica amministrazione ha un debito deve pagarlo e deve onorarlo. In questa linea c'è tutta la legge di stabilità. Non è vero che c'è aumento della pressione fiscale, perché non è che possiamo attaccare il governo Renzi perché taglia gli enti locali, è straordinario. Nella stessa trasmissione c'è il taglio degli enti locali, il taglio 6 miliardi sono sui ministeri, voglio dire, basta leggere le cifre. 6 miliardi sono il più grosso taglio è sui ministeri. Ci sono tagli alla spesa e quindi una revisione profonda della spesa, che è quella che ci chiedono tutti, una revisione profonda della spesa, che per noi va fatta non in maniera lineare ma con tagli mirati, quindi utilizzando i costi standard e utilizzando, e questo abbiamo detto anche nella conferenza Stato-Regione, questo ha detto il Premier e il sottosegretario Del Rio. Questo gliel'ha chiesto Zaia e Maroni, no, l'ha chiesto per primo Chiamparino, e noi siamo d'accordo e abbiamo detto alle regioni tagliate in maniera mirata, perché anche una regione come la nostra, che sicuramente ha un bilancio credo in ordine eccetera eccetera, però si permette di fare una delibera un mese fa di 1.800.000 euro per la comunicazione. Siamo sicuri che questi soldi siano dovuti quindi per pagare giornali e televisioni, per fare cosa a 6 mesi dalle elezioni? Non lo so, probabilmente serviva a comunicare meglio la regione, però questo è il dato, che qui non stiamo tagliando i servizi, stiamo dicendo a tutti, dai ministeri all'ultimo dei comuni, dobbiamo tagliare gli sprechi. Non è che possiamo continuare a dire che il cambiamento viene fatto dagli altri e che i tagli è un paese straordinario l'Italia. Il cambiamento lo devono fare sempre gli altri, i tagli lo devono fare sempre gli altri e nessuno si assume la responsabilità. Replica di Flavio Tosi a Roger De Menec di fare queste azioni con fatti concreti. Due dati, operazione 80 euro, rimborso dei debiti dello Stato verso le aziende e legge di stabilità. Operazione 80 euro al mio comune, e quindi al Veneto in proporzione è uguale per tutti. Io ci ho rimesso come comune trasferimenti, restituzioni in un colpo solo per 31 milioni di euro. È il massimo taglio mai effettuato da nessuno, cioè Renzi ha effettuato il taglio ai comuni più pesante della storia. 31 milioni di euro che diviso per 256.000 abitanti sono 120 euro a testa fare i tagli tutti. Sui costi standard. 120 euro a testa, quindi ha dato 80 euro a qualcuno. Allora posso dare i dati del Ministero delle Finanze? 120 euro a tutti. Devo replicare primo numero. Secondo numero, debiti verso le imprese da parte dello Stato.
Lo Stato, uno Stato serio, riduce il debito pubblico, riduce la spesa pubblica, con quello che riduce restituisce i debiti che ha. Uno Stato poco serio aumenta il debito pubblico e facendo il debito paga altri debiti. Fantastico, dal punto di vista aziendale è una roba che non esiste. Come si fa a ridurre il debito senza tagliare gli sprechi? Appunto quello andrebbe fatto, ma non lo puoi fare aumentando le tasse. No, ma sei a favore o no del taglio dei ministeri, delle regioni, dei ministeri, i ministeri, tagli veri e ministeri. Perché sennò legge di stabilità, Fassino, sindaco Torino PD, ANSA di oggi alle 13:37. La legge di stabilità pesa sui comuni non per 1,2 miliardi, come è stato detto finora, ma per 3,7 miliardi. Ci arriva un'altra massacrata di tasse che la gente non se la immagina nemmeno nel 2015. Stai cambiando i termini. Sono tasse, sono tasse perché nel momento in cui lo Stato mi porta via 30 milioni alla volta, cosa faccio? Aumento le tasse a livello locale. La teoria del centrodestra è che in Italia, la teoria che sento emergere da qui è che in Italia non si può tagliare nulla. Ma ne prendo tagliate gli sprechi, tagliate gli sprechi, tagliate gli sprechi le mene. Sulla questione 80 euro comunque in Veneto è tornato indietro quasi 1 miliardo di euro rispetto agli 8 investiti in Italia. È tornato indietro ai cittadini veneti 1 miliardo. Ma hanno pagato di tasse molto di più. Nei confronti di tagli che sono di 5 volte inferiori. Tutte le categorie economiche hanno detto che il risultato degli 80 euro è stato zero, poi non se ne è accorto nessuno. Invece quei 10 milioni di abitanti e cittadini, vostri concittadini, perché la gente ha paura di spendere, perché non ha lacrime neanche per piangere, non ha lacrime per piangere. C'è questa psicosi, però io lo dico perché c'è questa psicosi che la gente vede che parlano di male, questo è vero. Non hanno già soldi, poveretti, non ne hanno. Però, a parte che non ne hanno, le famiglie sono in sofferenza, in più c'è anche il guai a un mal un domani, non si sa, e non tengono fermi i soldi e l'economia non parte. Bisogna che ci sia più fiducia. 80 euro l'economia di una famiglia? No, meglio averli che non averli comunque. No, però chi li ha presi? Chi li ha presi? Quelle paghe, perché ho capito chi li ha presi, ma se li ha presi una parte della popolazione, ma il totale della popolazione veneta, cioè delle regioni virtuose, ha preso una massacrata di tasse superiore a quell'importo, non ne valsa la pena. Cosa che non è vero. E allora il tagliare, allora io invito chi sta guardando la trasmissione va su internet, va sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e va a guardare la spesa e va a guardare la spesa statale regionalizzata, dati del MEF. Cosa spende lo Stato nelle regioni, cioè la spesa pubblica complessiva, e viene fuori che le 4 grandi regioni del nord amministrate dal centrodestra e dal centrosinistra hanno i costi standard fra di loro. In Veneto spesa pubblica complessiva nel 2012 14 miliardi e mezzo e siamo 5 milioni. Lombardia, che sono il doppio, 27 miliardi e 800 milioni. Emilia Romagna, che è qualcosa in meno del Veneto, 13 miliardi e 4. Piemonte, 13 miliardi e 4. E queste sono le 4 grandi regioni del nord. Sicilia, stessi abitanti del Veneto, da noi spesa 14 miliardi e mezzo, Sicilia 23 miliardi e mezzo. La Campania, che ha pochi abitanti più del Veneto, fa 5 milioni e 6, 23 miliardi e 3. Il Lazio, che fa 6 milioni di abitanti, 28 miliardi e 3. Allora, se si mette questa tabella, ti aggiungi la Calabria, e il Trentino Alto Adige, parliamo di questi sprechi. 30 miliardi di questi sprechi, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Nel momento in cui lui dice noi non facciamo i tagli lineari, e ha perfettamente ragione, allora il taglio lineare non è quello che non abbiamo intenzione di fare i tagli lineari, lo ha detto il governo, non l'ho detto io. Ma l'ha detto, ma di fatto lo ha fatto, perché tagliare ai comuni, come dice Fassino, che non è certo uno del mio partito, a tutti i comuni in maniera indistinta, da Aosta a Trapani, vuol dire che tu hai fatto un taglio lineare. Quindi, segretario, possiamo lanciare un messaggio dalla piazza, ne abbiamo lanciati tanti, anche controcorrente. Andate a tagliare da Roma in giù. Ecco, possiamo dire che il governo può iniziare a tagliare anche al sud? Assolutamente sì, tagliare al sud e tagliare gli sprechi in generale della pubblica amministrazione, con la mafia, al sud, nei ministeri. E tutte queste altre forze? È chiaro che c'è un problema anche di come si dice, ma tagliare ordine pubblico, eccetera, del sud, eccetera. sai, non è mica questo è il tentativo, però ripeto,
è un po'... Quindi lei è in grado di dire che il governo Renzi taglierà anche applicando i costi standard? Io adesso, grazie alle parole di De Menec, riconvoco riconvoco la mia giunta, perché io stamattina avevo fatto giunta e il mio assessore al bilancio ha fatto la proiezione dicendo ci arrivano altri 12 milioni di tagli che ci hanno già massacrati. Non lo dico io. Gli dirò, riconvoca pure la giunta, perche De Menec ci ha detto che siccome si fanno i tagli sui costi standard, a noi ce ne viene. A noi ce ne viene. Ci ascoltano. Tosi lo sa meglio di me qual è il risultato. La Deborah Serracchiani è qua, è vice segretaria del PD, e ascolta tutto quello che dico, e ascoltano anche tanti altri. Poi posso dire una cosa? Può darsi che lanciamo anche come laboratorio. Posso dire una cosa? C'è una cosa che dà molto fastidio in questo momento, secondo me, al centrodestra, è che nell'operazione 80 euro, nell'abbassamento dell'IRAP, insomma, in tutte le manovre che abbiamo fatto, per la prima volta non abbiamo aumentato le tasse, abbiamo tagliato e abbiamo restituito ai cittadini. Io non mi ricordo un governo di centrodestra che restituisce ai cittadini. E la cosa straordinaria è che nemmeno i cittadini se lo ricordano, tanto è vero che questa è la verità. Questa è la verità. Quello che si dice qua, le altre volte avevano tagliato i comuni, e io ho fatto il sindaco, so quanto mi avevano tagliato. Il governo Berlusconi aveva tagliato i comuni, ma non aveva restituito niente né alle imprese né ai lavoratori. Noi stiamo tagliando gli sprechi, ma non lo mettiamo in tasca come governo, non aumentiamo la spesa, tagliamo e quel taglio va a finire nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Questa è la verità. Vediamo se taglieranno anche un po' più al sud. Ma non è un problema. Dichiaratamente aumentato non è un problema. Secondo lei quello che dice De Menec non verrà fatto? No, ma io la cosa che gli invidio di più... del fatto di tagliare più a sud di quei comuni e quelle regioni. La Sicilia ha delle cose. Io non gli invidio che loro fanno delle riforme che noi non abbiamo fatto, uno perché non è vero. Io la cosa che gli invidio di più è che devono essere andati tutti a un corso di formazione di comunicazione e riescono a dire con una serenità ma proprio veramente riescono a dire che 10 milioni di cittadini hanno preso 80 euro. Di balle in non cui le dico io, li dicono. Ma voi siete nati tutti a Collodi. Ma scusa un attimo, no. Ma è una roba brutta. Il problema è vero che io non devo convincere voi due che le manovre sono utili. Ma immagino il problema vero è che sono gli italiani che si sono trovati. Io, siccome le fabbriche le giro, quei lavoratori a 1300 euro che hanno preso 80 euro dicono bene, andate avanti in questa e gli imprenditori che gli abbiamo calato l'IRAP ti dicono bene, andate avanti. Ma sicuramente gli imprenditori e gli imprenditori che le abbiamo calato la bolletta energetica del 10% sulle grandi utenze ci dicono bene, andate avanti. Siccome da un po' che seguivo anche un'industria con la comunicazione, seguivo un'industria e penso che mi taglieranno assolutamente così tu perché dico la verità, quindi tenetevi, come non me ne frega niente, continuo a dire la verità. Mangio pane e cipolla, ma io la verità la dico. Io mi ricordo che un'industria era con Berlusconi, adesso sono con Renzi. Ma sono filogovernativi. Sì, ma sono con Renzi. Ma hanno cambiato una maniera. Però hai spostato il tema. Il punto vero è che Renzi è un grande, perché lui dice che l'anno prossimo pagheremo 18 miliardi di tasse in meno e il DPEF scrive che la pressione fiscale complessiva aumenterà. È un grande, racconta le balle in una maniera fantastica. Ma non solo, c'è anche una postillina in cui di De Menec dopo la pubblicità. È vero o non è vero che il governo Renzi racconta balle? Sì. Pubblicità. È vero o non è vero? Assolutamente non è vero, tanto è vero che la lettura del documento è influenzata dalle norme di salvaguardia che ci sono sempre state, che lei ha inventate fra l'altro il governo Berlusconi, le norme di salvaguardia, dopo che il governo Berlusconi ha inserito dentro il pareggio di bilancio in Costituzione. Allora io dico questo, no? che hanno votato tutti fra l'altro, quindi io, siccome balle non mi interessa raccontarle, l'ha votato tutti, compreso il Partito Democratico, che probabilmente è stato un'ingessatura del sistema dell'economia e del bilancio dello Stato. Però dico questo, che però verrebbe a favore dei ragionamenti che faceva Tosi rispetto all'equilibrio di un bilancio nazionale, no? E quindi vabbè, potremmo discutere di un paese normale che non dovrebbe spendere di più di quello che ha. Allora io dico questo, loro ovviamente si attaccano sulle norme di salvaguardia, ma siccome noi siamo convinti che non serve applicarle, perché alla fine quello che abbiamo previsto rispetto alla spending review lo faremo fino in fondo, noi siamo convinti che anche questa manovra, come è stata la manovra che abbiamo fatto in precedenza sulla riduzione della bolletta energetica, riduzione dell'IRAP
dell'IRPEF e gli 80 euro in busta paga, E anche in questo l'aumento di tutte le caso, altre tasse. anche in questo caso la manovra va a fine, quindi provocheremo un processo virtuoso in cui si taglieranno gli sprechi e dall'altra questi sprechi non li tiene le casse dello Sempre Stato per aumentare la domani, però, spesa, sempre ma nel li giorno restituiamo del ai poi, cittadini, nell'anno confermiamo del gli 80 euro, riduciamo ancora di più il cuneo fiscale, abbiamo Tutto dopodiché l'IRAP l'avete ridotta, l'IRAP alle imprese è stata ridotta. La fortuna, la nostra, però la nostra Gli hanno aumentato la Tasi. Fanno la i nostra miracoli, fortuna, fanno i miracoli, la nostra perché riescono fortuna è che quello che dico aumentare io, la spesa pubblica, aumentare il debito pubblico e a ridurre le tasse. Fanno i miracoli, sono grandiosi. allora, la cosa Sono più grandiosi. bella, la cosa Fanno più bella però, l'impossibile, riescono a la fare cosa più l'impossibile, sono bella grandiosi. è che queste cose Sono le grandiosi. misuriamo nel territorio e io vado dall'imprenditore e gli dico: ma tu la tua bolletta dell'IRPEF è aumentata o diminuita? E lui mi dice: è diminuita, ma cavolo. gli Sì, chiedi dopo di paga la tassa casi. sugli immobili che già fanno appestare. Dopodiché giustamente mi dice: ma cavolo, pago l'IMU, pago la Tasi che mi avevano messo da tanti anni, che era stata tolta e che non era mai stata utilizzata per ridurre l'IRAP. Mentre stavolta la Tasi c'è ancora, è vero, però riduciamo Ma l'IRAP. molto più alta, E quindi, è molto e più quindi alta del questo- beneficio io fiscale. capisco comunque la frustrazione del centrodestra, Se perché dovesse nei confronti cadere di un governo che Renzi, fa è difficile se stare dovesse Tasi, cadere Renzi, imprenditori. cioè quei 6 dicono vabbè basta, stacchiamo la spina e cade il governo. Meglio di Vediamo, no, sai, va là. perché non so, chiedo, io faccio sempre delle Meglio di predizioni. no. Se dovesse divertiamo cadere un altro Renzi, po'. perché la sinistra Ma non lo manda succederà. via, lei si candida a livello nazionale? Allora, io ho già detto che quando ci saranno le primarie del centrodestra ci sarà anche Flavio Tosi fra i tanti candidati del centrodestra, però non è questa Ma la si priorità. farà da parte Ma Berlusconi. non è questa. Capirà un giorno che magari è meglio lasciare andare avanti i giovani? Se Berlusconi vuole fare il Perché gioco, se non lo capisce- se Berlusconi vuole fare il gioco di Renzi, basta che lui dica io sono il leader del centrodestra e Renzi vince a mani basse. È chiaro che il centrodestra deve avere un ricambio, ma anche solo per un fatto generazionale. Berlusconi ha 78 anni, Renzi ne ha 39. È un po' difficile. Se gli italiani devono scegliere fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, ha già vinto Matteo Renzi. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Certo. Sei d'accordo che tu che sei di quell'area lì? è così. È un'area che soffre in questo Certo, momento. molto. Difatti sta calando perché? Perché sta soffrendo di questa presenza autorevole, Non ma, solo, ma di diciamo, tante cose. di tante altre cose che non condivide più il centrodestra, no? Sbaglio? No, ma sai qual è il Andando problema di avanti verso fondo? È azioni che forse sono marginali. Il problema di fondo è che in questa trasmissione, per dire, ci siamo confrontati alla pari, potendo dire le cose e chi è a casa ascolta e valuta. E non avevamo preparato A niente. livello Non nazionale, avevamo preparato niente. tu hai i TG di Stato delle 3 reti RAI che sono governativi e quindi stanno tutti da una certa parte. Tu hai i TG di Berlusconi che dovrebbero fare il controcanto, ma per il patto del Nazareno tengono pure quelli per Renzi. Questo è vero. Quindi a livello nazionale tu hai, a parte qualche rara eccezione, le 6 TV principali con i TG che fanno tutti il coro per Renzi. E ora che è un po' difficile che E la quindi gente percepisca. tu sei d'accordo che c'è il renzusconismo? In questo momento è di così. fatto In c'è questo un momento è patto così. forte fra questo partito della nazione, che di fatto l'hanno chiamato partito della nazione, e io prevedo che nascerà il partito dei Veneti. Renzi sta facendo Se la nasce- famosa politica dei due forni. Lui ha la minoranza interna del PD che vorrebbe mandarlo a casa o comunque metterlo in difficoltà, e quando va in crisi con questi va a chiedere i voti a Berlusconi, quando non gli servono i voti a Berlusconi va a prendere i voti di quegli altri e lui alla fine sta in piedi. E Grillo in tutto questo? Io non lo sento. Grillo sta anche lui perdendo consensi, perché la Grillo politica... fa casino e quella è una cosa nella quale Sì, perché alla è fine- specializzato. Ho invitato stufa. anche Borrelli in Europa, ma Alla fine ha stufato. spero che vengano, perché se non venire significa avere torto, perché adesso vediamo se vengono, le porte sono aperte, ecco. Però torniamo a noi. Ma perché vanno adesso i grilli in televisione? Sì, Vanno? Ma vanno, sì, ma dipende. Hanno il permesso? Dipende. Hanno il permesso. Hanno il permesso, dipende, non su tutti vanno. Beh, Zaia da me non viene mai, non sarà mai venuto. Io non preparo nulla, ho preparato qualcosa? Mai preparato niente. A me- Lui è anzi, sempre venuto. a me ha detto che non parlavamo Lui è di temi sempre nazionali. venuto, non abbiamo mai preparato niente, anche perché sei abbastanza tranquillo nelle tue robe, sei sempre stato tranquillo, anche quando ti attaccavano da tutte le parti vabbè. e ti attaccavano Abbiamo- e sei ancora ci qua. vuole pazienza Ci vuole e serenità. pazienza. Ti do atto che sei
sei stato una persona molto coerente, anche lui ovviamente, perché in Veneto c'è un modo di concepire le cose diverso che dall'Italia. Le cose ce le si dice qua, si raccontano a casa, ci stanno sentendo, non è che... E fra l'altro secondo me questa, lo dico perché lo penso in maniera profonda, che questo approccio alla manovra della legge di stabilità piace soprattutto a una società come quella veneta. Tanto è vero che i maggiori apprezzamenti noi li abbiamo presi rispetto alla legge di stabilità dalla piccola e media impresa, dagli industriali veneti e lombardi, fra l'altro, non solo veneti ovviamente. Prima che avete una grossa consenso. E allora qui dire che non si sta facendo nulla, che non c'è in atto un tentativo vero di cambiamento, però, Roger, anche di cambiamento di paradigma quegli alleati li cambiano velocemente. No, ma io dico, da un punto di vista politico e sociale, il mettere insieme, il mettere nel giusto peso il rapporto che ha il governo con gli industriali da una parte e i sindacati dall'altra è un modo di stravolgere la politica nazionale. Secondo me è anche questo, al di là del provvedimento che poi andiamo ad approvare in Parlamento. Ma è vero anche che ve lo potete permettere. Non prenderne atto. Il Veneto è veramente una terra di grandi identità. Ecco, lasciamo finire a Flavio Tosi perché deve andare purtroppo via una terra prima. di grandi identità, perché Roger De Medica è della provincia di Belluno, io della provincia di Verona. Io in provincia di Verona gli imprenditori piccoli, medi, gli artigiani sono tutti incazzati, non ce la fanno più e non sono affatto contenti delle politiche del governo. Si vede che a Belluno c'è un'identità diversa, sono tutti felici e contenti. Io parlo di quello che leggo nella cronaca regionale che avrai letto anche tu, credo, certo, perché insomma, i commenti degli industriali e degli artigiani sono venuti fuori con gli artigiani e con gli imprenditori, sono tutti terrorizzati dal massacro fiscale che sta avvenendo e che avverrà anche l'anno prossimo. No, invece ho notato anche dalle cronache che sono molto fiduciosi rispetto a un tentativo vero di abbassamento del cuneo fiscale, di infatti non va riduzione del più a cuneo. votare nessuno, è talmente entusiasti che non va più a votare nessuno. No, è che noi si non ci vorrebbe lamentiamo che di come sono fossero andati a votare delle riforme un volta. po' più presenti, perché sempre nel giorno del mai e nell'anno del poi, sai. No, noi stiamo facendo le cose, ripeto, possono essere giuste o sbagliate, ma una cosa non si può essere detta al governo Renzi che non sta facendo, sta mettendo in campo politiche e riforme. Io non le vedo. Voi potete dire che sono sbagliate e va benissimo. No, ma sarebbe niente se fossero sbagliate, non ci sono proprio. Noi le stiamo facendo e gli atti del Parlamento lo dimostrano, in tutte le difficoltà delle tecniche parlamentari, fra l'altro, che io riconosco fino in fondo, che saranno da cambiare in maniera molto radicale. Speriamo però che non ci sia violenza, perché è una cosa grave quello che è successo oggi. Tra l'altro io sono rimasto male anche da questi comportamenti della polizia, perché li ho sempre sostenuti, però se cominciano a picchiare i lavoratori non sono d'accordo. Insomma, bisogna vedere come dipende dal contesto, bisogna vedere come è andata prima di fare delle... E anche qui ma la violenza bisogna evitarla per i nostri figli. Però uno non può neanche stare a prenderle. Non siamo un popolo e su questi violento. temi è meglio non generalizzare, cioè bisogna andare nel merito e capire cosa è successo, perché dopo è pericoloso. Poi c'è anche un fatto che Renzi ha detto: non bisogna più che i sindacati si confrontino col governo, ma che vadano in azienda. Però anche lì io mi ricordo che Serracchiani e Renzi hanno difeso moltissimo Electrolux. Non si può fare due pesi, due misure, perché se hanno difeso Electrolux, il governo eccetera, devono difendere anche quelli di Terni. Ma assolutamente, su Terni il governo c'è, è presente. Il problema vero è, come dicevo, un approccio diverso del governo Renzi rispetto alla trattativa, ma non solo con i sindacati, anche con gli industriali. Cioè il principio della concertazione è buono, è propositivo, dà un beneficio positivo al Paese nel momento in cui la contrattazione ha un inizio e una fine e subito dopo il governo decide, si prende la responsabilità. Il cortocircuito in Italia è che noi abbiamo continuato per anni a concertare senza mai decidere nulla. Facciamo finire dice questo, Tosi, concertiamo, ma alla fine qualcuno deve decidere. Abbiamo ancora un blocco, quindi il centrodestra unito per le prossime regionali? Avremo un centrodestra unito con candidatura a Luca Zaia? Io sono convinto che ci sarà il centrodestra, la maggioranza uscente, che è una maggioranza organica di centrodestra, riproporrà lo stesso schema con delle civiche a fianco di centrodestra, quindi di orientamento liberale e popolare, con candidato presidente e governatore uscente Luca Zaia. E sull'autonomia del Veneto, l'indipendenza? La battaglia per l'autonomia del Veneto, perché la battaglia per l'indipendenza è una battaglia che è
provocatoria nei confronti dello Stato centrale, ma non può portare concretamente all'indipendenza del Veneto. Serve una provocazione nei confronti dello Stato per far capire allo Stato che il Veneto e i veneti non ce la fanno più. Per l'autonomia. Certo, per arrivare all'autonomia. Ci sarà una lista anche autonomista, non indipendentista. Siamo comunque autonomisti, non è che serva la lista autonomista, siamo autonomisti. Penso che il Veneto nel suo DNA abbia l'autonomia. E Luca Zaia che diciamo va anche verso certe azioni di indipendenza? No, ma Luca Zaia insieme alla maggioranza del Consiglio regionale hanno votato democraticamente, perché è giusto che la gente si possa esprimere, 2 proposte referendarie sull'autonomia speciale sostanzialmente e sul desiderio di indipendenza, perché è un referendum consultivo. Dopodiché i veneti, se potranno tenersi questo referendum... faranno insieme? Dipende dai soldi? Dipende dai soldi, uno, e dall'impugnativa da parte del governo, perché il governo in modo non molto liberale li ha impugnati. Che lasci che la gente si esprima. Dopodiché il governo dovrebbe prendere atto del risultato, ma preferisce impugnarlo e non far tenere il referendum. Bene, grazie a Flavio Tosi, lo ringraziamo per questa sua presenza. Grazie a voi, mi scuso, buonasera. Buonasera, alla prossima puntata c'è ancora un blocco con gli altri 2 contendenti. Pubblicità. Okay. Sono proposte importanti che facciamo al nostro territorio, perché noi amiamo il nostro territorio. Allora, proposte per le prossime regionali. Ma io credo che il tema dell'autonomia non lo sottovalutiamo assolutamente, anzi noi abbiamo fatto anche una battaglia seria come democratici veneti del PD dentro la riforma del Senato sul 116 della Costituzione, perché si possa strappare al governo centrale forme di autonomia differenziata rispetto ai territori che la meritano. Per noi il concetto principale è questo: autonomia e responsabilità. Ci sono territori oggi che sono autonomi, abbiamo citato la Sicilia che è il caso eclatante, e che probabilmente non la meritano, e probabilmente non la meritano, bisogna essere molto sereni nel dirlo. Ci sono viceversa territori come gran parte del nord, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, che sono in grado di prendere pezzi di autonomia e che probabilmente la meritano. Questa è l'autonomia differenziata e l'autonomia della responsabilità. La responsabilità passa anche dal principio che io mi autogoverno, mi gestisco le risorse, ma poi vengo misurato sui risultati. Questo è sul merito. Allora dobbiamo introdurre, e noi eravamo per introdurre in Costituzione l'autonomia differenziata, la responsabile e nel merito, cioè con dei paletti che possono essere i costi standard, che possono essere i fabbisogni, gli strumenti si trovano. E credo che questo sia il futuro anche per il Veneto, perché ovviamente noi non crediamo alle piccole patrie, a chi si isola rispetto al mondo, in un mondo che dicevo prima è un mondo globale, è un mondo in cui dobbiamo fare delle sinergie con quelli che stanno fuori, isolarsi e mettere le trincee non funziona, non funziona più. Anche lei, diciamo che a parte che ha vinto nel Rodigino, ha stravinto, sì, lo ricordiamo che l'assessore Coppola lì ti ha battuto. Ti ha battuto nel Rodigino. Nei territori è giusto che i territori... Sua è forte. Io sono un autonomista, da bellunese sono un autonomista convinto anche da segretario regionale, quindi i territori si gestiscono. E poi da bellunese non può che essere insomma abbastanza in linea con le necessità del territori sanno gestirsi bene, e quindi a Belluno abbiamo fatto un bel presidente, altri si sono gestiti in maniera non opportuna. Sì, a parte questa sto parlando della mia parte politica. Parliamo invece della necessità vera di questo territorio che va ad elezioni regionali. Serve un'indipendenza o un'autonomia? Cioè, cosa serve d'urgenza qui da noi? Serve poter sicuramente gestire, ma condivido insomma la visione anche di chi mi è di fronte, insomma, sebbene su tante cose non andiamo d'accordo, perché credo che innanzitutto noi come popolo siamo un popolo che ha nel suo DNA una forma di autonomia innata ma responsabile. Non è che noi i veneti vogliano, sono stati insomma dall'epoca della Serenissima assolutamente popolo, lo sai bene tu, abbiamo condiviso tante cose con la Serenissima. Un popolo eccezionale, un grande popolo. È chiaro che da sempre siamo aperti e capacissimi a confrontarci in qualunque sfida anche con altre economie, però abbiamo la necessità di doverci
anche poter gestire in maniera responsabile e non poter sempre subire, essere sempre quelli che in un qualche modo noi siamo una regione da export e tu lo sai meglio di me come assessore all'economia, noi siamo una grande regione da export. Sì, beh, oggi la parte di aziende o di imprese insomma, performanti e che sono antifragili oggi rispetto alla crisi sono assolutamente le imprese che hanno dal 60 al 70% in su. Quindi isolarsi sarebbe tremendo. Non faremo un servizio alle imprese, al mondo del lavoro. Ma non è questo che chiede il Veneto. E non credo che nemmeno il Veneto chiede, credo, un riconoscimento nazionale più forte. Ed è stufo di tirare la carretta anche per gli altri, capisci? E soprattutto c'è un mondo dell'impresa. Di essere io in tanti anni di confronto anche al tavolo sia dello Stato Regioni sia lo Stato col governo, un'insofferenza sempre nei confronti del Veneto. È vero che noi siamo stati sempre un po' fuori dal coro, magari non ci siamo mai neanche tanto promossi a livello romano, non siamo quelli pacciosi che stanno giù a Roma, vedi, Renzi perché torniamo sempre il più possibile a casa. Il segretario di Stato del Papa è Veneto, cioè stanno cambiando tante cose. L'attenzione del Paese è su di noi. Però siamo stufi, non è più possibile essere sentiti in qualche modo tollerati a livello nazionale quando abbiamo non solo le carte in regola per essere una regione rispettata, ma quando abbiamo contribuito grandemente sempre con il lavoro e con la parte di tributi che versiamo ampiamente rispetto a tutti gli altri alla ricchezza nazionale. Probabilmente c'è bisogno, lo dico visto che siamo in fase di elezioni regionali, c'è bisogno di dare una nuova autorevolezza al Veneto in modo da essere più competitivi nel panorama politico nazionale, perché il dato di fatto è che se non abbiamo questa autorevolezza oggi, di chi è la colpa? Sarà colpa ovviamente dello Stato centrale che non è stato attento, ma anche di una regione che negli ultimi 15 anni non ha saputo dialogare in maniera autorevole. Ma guarda, ti riesce malissimo questa perché chiedere è abbastanza facile. Il problema vero è chiedere con le carte in regola, con l'autorevolezza, con dove avrebbe sbagliato Zaia, poi replica ma io credo che l'errore più grande di questi ultimi 5 anni sia esattamente in contraddizione con quello che sta facendo Renzi. Zaia si spaccia come un pseudo renziano, insomma accattivante da questo punto di vista. No, lo dicono le cronache. Ma però qual è la critica più forte che gli fanno anche il mondo dell'impresa? Il fatto che questa regione è ferma da 5 anni, non ha il coraggio di fare le riforme radicali. Dico una, abbiamo 39 società di trasporto pubblico e siamo una delle ultime regioni perché non abbiamo ancora il biglietto unico gomma rotaia. Questo per esempio la butto là, lo hanno ormai tutte le regioni del nord. Sul biglietto unico, guarda, uno degli ostacoli maggiori è sempre stato il comune di Venezia e tutto il veneziano che che storie e mondo adesso è interessante capire che il problema delle riforme in Veneto passa dal comune di Venezia, non dalla regione che dovrebbe essere più autorevole. Io ma è chiaro che ci deve essere una sinergia di territorio. La sinergia lo ottiene una degli snodi più delicati una regione autorevole. Io credo che manchi questo. Unico. In questa regione manca questa voglia di spendersi e di coraggio nel cambiamento. Esattamente come nel governo centrale. La nostra campagna elettorale sarà in discontinuità e diremo ai cittadini veneti: se volete lasciare tutto com'è, la nostra campagna sarà questo: se volete lasciare tutto com'è, votate Zaia. Se volete rischiare il cambiamento, il Partito Democratico e il centro-sinistra. Oggi restare così vuol dire essere fuori dal mondo, essere fuori dal contesto mondiale e dal contesto europeo. Che il Veneto è fuori dal mondo? No, io dico che il Veneto ha fatto poche riforme vere, strutturali rispetto alle politiche. Avere ancora troppe società partecipate nel panorama, gestire ancora troppo in maniera diretta. Potrei elencare una serie infinita di cose che secondo noi non funzionano, ma il dato di fondo è la volontà di cambiare. L'assunta regionale, tu sei una delle poche, ma sicuramente una valida, diciamo, difensora, se così si può dire, delle nostre, di Unioncamere del Veneto, di Unioncamere e del sistema produttivo veneto. Questo bisogna difenderlo e anche la sinistra credo abbia veramente dato ancora una volta
dimostrazione di essere assolutamente allineato ad un contesto nazionale e internazionale di grandissima qualità, e non credo che un contesto economico e produttivo come questo cresca o comunque riesca a mantenersi esattamente come quando c'è un governo che non la sostiene. È la regione fra le regioni del nord, e quindi fra le regioni più forti, che cresce meno però quel Veneto in questa fase. Questi sono i numeri Istat, quindi ma i numeri, ma tu, vorrà dire, no? E abbiamo un gruppo di imprenditori, di piccoli e medi imprenditori che si è arrangiato, che per troppi anni si è arrangiato da solo, e adesso ha bisogno un po' di politica. Questo è solo l'inizio, cari amici, è solo l'inizio, ne parliamo ancora. Ringraziamo l'assessore Isicoppola, prima ancora Flavio Tosi e ovviamente il nostro segretario regionale del Partito Democratico, Roger De Menec. Le prossime puntate saranno ancora più effervescenti, perché mi pare che venga anche Alessandra Moretti, così mi ha detto che verrà. Per aprire la campagna elettorale. Verrà alla piazza molto presto. Grazie, pubblicità.